terzo concetto invece era il concetto di infinito, del quale devo parlare. Ho 3 concetti, avevo detto, mi avevano chiesto quali sono i 3 concetti più importanti, perché io ho detto, beh, uno sono i numeri, il logaritmo, col logaritmo, insomma con i numeri arabi, secondo il concetto di variante, terzo il concetto di infinito. Allora, sul concetto di infinito, appunto, io inizierò con quella che è l'invocazione dell'Isha Upanishad, anche perché vi dà immediatamente la definizione di infinito. Allora, come sempre, appunto, le invocazioni nelle Upanishad, voi sapete, sono o se non lo sapete, diciamo, le Upanishad sono la parte finale di quella che è la letteratura sapienziale vedica, che si chiamano i Veda, i Vedanta. La parte finale ci sono appunto queste Upanishad. Allora, questa qui iniziano sempre le invocazioni con Om. Om. Allora, questa qui dice Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudacate Purnasya Purnamadaya Purnamavavashishate Om Shantihi Shantihi Shantihi. Questa è l'invocazione. Purnam vuol dire Purnam. Ecco, il bello del sanscrito che più o meno è come l'italiano. Cioè, Purnam cosa vuol dire? Purnam, pieno. Purnam, pieno. Infinito. Allora, quello è infinito, questo è infinito, questo infinito deriva da quell'infinito. Se da quell'infinito tolgo questo infinito, rimane ancora infinito. E questa, diciamo, è in realtà qui è il mondo, no? E questo infinito è l'infinito del mondo, quell'infinito è il Brahman, no? Però questa è la definizione di infinito. Che cos'è un insieme infinito? Appunto qui c'è il famoso problema dell'albergo di Russell. No, c'era questo albergo con infinite stanze e era tutto pieno, arriva un nuovo ospite, il portiere dice no, mi dispiace, guardi, è tutto pieno, deve andare via. No, arriva il responsabile della reception, no? Dice no, troviamo subito una stanza per lei, spostiamo l'ospite che si trovava nella stanza numero 1 nella stanza numero 2, quello della stanza numero 2 nella stanza numero 3, quello della stanza numero 3 nella stanza numero 4 e così via, quindi tutti loro si trovano appunto una stanza, a lei è rimasta la stanza numero 1, è libera. Grazie, benissimo. E dopo un po' arriva un autobus e ovviamente nel mondo di Russell gli autobus non è che hanno 50, non è che portino 50 persone, ma ne portano infinite. Quindi arrivano infinite persone, no? In questa. Dice no, mi dispiace, guardi, era già pieno, avevo fatto uno sforzo enorme per sistemarne uno, certamente infinite non possiamo. No, dice il concierge, no? Dice quello della stanza numero 1 va nella stanza numero 2. Quello della stanza numero 2 va nella stanza numero 4, quello della stanza numero 3 va nella stanza numero 6 e quindi restano occupate soltanto le stanze pari e quelle dispari sono tutte libere, quindi tutti gli infiniti clienti possono andare alle stanze libere. Meno male. Ma ecco che a questo punto di autobus non è che ne arrivano, perché lì nel mondo di Russell non è che poi ne arrivano 2 di autobus, ne arrivano infiniti e tutti con infiniti posti. E questo invece ma come faccio? Dice, ma come faccio a sistemarli? Ma a questo punto arriva di nuovo il metro, e questo ve lo potrei lasciare come esercizio. No, in realtà ci sono infiniti modi, ormai avete capito, cioè l'infinito fa acqua da tutte le parti, sembra tutto purnam, no, tutto pieno, ma in realtà se ne possono togliere delle parti e comunque resta pieno. Comunque dei modi per sistemare infiniti autobus e uno prende il primo e lo mette nella stanza numero 1, lo lascia dove? Il 2 lo lascia sempre nella stanza numero 2, il 3 anche nella stanza numero 3,
Il 4 invece lo mette nel quarto numero primo, cioè la stanza numero 5. Il 6 nel quinto numero primo, il 7 nel sesto numero primo, l'8 nel settimo numero primo e così via. Quindi alla fine ha occupato soltanto le stanze che hanno un numero primo. Quindi tutte le stanze che non hanno un numero primo sono tutte vuote. Allora si prende quelle che si trovano che hanno come numero un quadrato e ci sistema, no? Quindi ci sono 4, 9, 16, 25, 36, 49, lì ci sistema tutti gli infiniti ospiti del primo autobus. Poi quelle che sono un cubo, e in quelle che sono un cubo ci sistema tutti quelli del secondo autobus. Poi quelle che sono una quinta potenza e tutti quelli, e così via. E voi avete capito che ce ne comunque vi resteranno infinite stanze libere, perché l'infinito, soprattutto l'infinito in atto, è di fatto, come dice appunto questa invocazione sull'infinito, dice la definizione di infinito è quell'insieme, no? Tale che è equinumeroso, no? Con una sua parte propria. Questo sulle prime Galileo rimase, infatti si chiama paradosso di Galileo, non a caso è bello parlare di Galileo anche qui. Il paradosso di Galileo era proprio, dice ma come? E non è possibile, poi è un paradosso, perché appunto era quell'esempio sui numeri pari, no? Diceva ma i numeri pari sono una parte di tutti i numeri, no? Non ci sono i dispari. Però è anche vero che i numeri pari sono tanti quanti sono i numeri, perché per ogni numero posso moltiplicarlo per 2 e individuo univocamente un numero. Dunque, diciamo, com'è possibile? L'infinito è paradossale, è una parte, lui pensa, le parti sembrano sempre più piccole del tutto, e invece in questo caso la parte non è più piccola del tutto. I pari non sono più piccoli di tutti i numeri, perché per ogni numero c'è il suo doppio. Oppure per ogni numero pari lo posso dividere per 2 e ottengo il numero di partenza. E quindi appunto Galileo dice, beh, l'infinito è paradossale. Invece non solo, questa è una dinamica che succede molto molto spesso. Tutte le volte che ci si trova di fronte a un paradosso cognitivo, o come questo, no? È proprio quello che sembra paradossale in realtà che bisogna prenderlo quasi per definizione. Questa è la definizione di infinito. La definizione di infinito, come dice appunto nell'Isha Upanishad, ma tantissime Upanishad, no, hanno questa invocazione, appunto, la definizione di infinito è proprio un insieme che ha una sua parte più piccola, che però è tanto grande quanto lui. Questo infinito, quello infinito, questo infinito deriva da quell'infinito, se da quell'infinito tolgo questo infinito, quello che mi rimane è ancora infinito. Ed è esattamente, diciamo, la definizione di infinito. Però appunto è importante, io credo, capire come i paradossi sono sempre degli sguardi su qualche cosa che in realtà ci sembra spiazzare, ma poi se la prendiamo, diciamo, con coraggio a due mani è la vera definizione di quell'oggetto. E questo appunto dell'infinito, uno penserebbe che allora di infiniti ce ne sia uno solo. E invece no, non è così. Di infiniti ce ne sono una infinità, una gerarchia che non finisce mai, e qui si potrebbe raccontare le avventure dell'infinito. Per ogni infinito ce n'è uno veramente di potenza più grande. Cantor, questo matematico della fine dell'Ottocento, in realtà fu il primo a cogliere questo aspetto e non riuscì poi tanto bene, finì in un centro di salute mentale e non riuscì tanto bene, anche perché tutti gli altri matematici lo disprezzavano, perché insomma di infiniti ce n'è sempre più grandi, e dopo l'infinito numerabile ci sono altri infiniti più che numerabili, e poi ci sono, questi si chiamano cardinali. Mi scuso per questa, diciamo così,
saprei come definirla, in un senso o nell'altro, diciamo, per questa invasione di campo, in un senso, come si chiamano cardinali, dopo uno c'ha tutta la gerarchia dei cardinali, cioè i cardinali, per darvi un'idea appunto dell'infinito, di come poi gli infiniti non finiscano mai, appunto ci sono vari paradossi. I cardinali, comunque ci sono appunto i cardinali ineffabili, quelli che sono talmente grandi che non si riescono neanche a descrivere, i cardinali inaccessibili, quelli che non si riescono ad approssimare, i cardinali misurabili che uno riesce addirittura, quelli indiscernibili, che compatti, paracompatti, supercompatti, insomma ne hanno inventate di ogni genere. E alla fine un ultimo infinito non c'è. Questo è il paradosso di Russell. Se ne possono formulare tantissimi esempi, quello più classico, non so, tra i soci del circolo Galileo Galilei, anzi della società di mutuo operato della SOMS Galileo Galilei, c'è uno che paga la gita sociale a tutti quelli che non se la pagano da sé, a tutti e soli quelli che non se la pagano da sé. Va bene, vorrei conoscerlo questo, perché voi capite immediatamente lui non è detto che ci sia, in quanto lui, quando vanno appunto nella gita sociale, cioè anche lui se la paga o non se la paga? Lui la paga a tutti e soli quelli che non se la pagano da sé. Quindi se lui se la paga, poiché lui la paga a tutti e soli quelli che non se la pagano da sé, non se la paga da sé. Ma se non se la paga da sé, allora essendo lui quello che la paga a tutti e soli quelli che non se la pagano da sé, dovrebbe pagarsela da sé. E quindi appunto qui c'è un paradosso. Questo si chiama paradosso di Russell. In mille varianti, c'è la variante del barbiere, c'è la variante appunto quello che si taglia i capelli a tutti i soli quelli che non se lo tagliano da sé, oppure dei giochi. Allora uno può inventarsi il super gioco. Il super gioco è così, uno prende prima tutti i giochi che terminano, perché noi siamo persone tutte che hanno molto da fare, però siamo nei consigli comunali, noi ci impegniamo politicamente, abbiamo un sacco di cose da fare, quindi non possiamo fare giochi che non finiscono mai, devono tutti finire. Allora facciamo l'elenco di tutti i giochi che terminano e poi ci inventiamo un nuovo gioco, quello dove lei, prima mossa, sceglie il gioco e poi comincia a giocare. Comunque sempre un gioco che termina, è vero? Lei sceglie il gioco, abbiamo l'elenco di tutti i giochi, lei sceglie scacchi, ci mettiamo a giocare a scacchi, oppure dice non lo so, sudoku, sembra un gioco che quindi termina. Allora a un certo punto lei dice allora prima io scelgo il gioco e poi dopo si gioca con il gioco, va bene? E allora io le dico va bene, allora lei dice va bene, scelgo questo gioco dove prima si sceglie il gioco e dopo si fa quel gioco. E allora io le dico, beh, anch'io. E lei dice, beh, allora anch'io. E io dico, anch'io. Anch'io, e allora è chiaro che andiamo avanti all'infinito. Questo si chiama il paradosso dell'ipergioco. E come vede, sembrava che tutti i giochi terminassero, invece... E quindi c'è qualcosa che non funziona. Sì, quello che non funziona è che non esiste l'elenco di tutti i giochi che terminano, come non esiste l'insieme di tutti i soci, o non esiste quel signore, o non esiste quel socio, oppure veramente i soci della cooperativa della SOMS Galileo Galilei è un numero infinito, e così appunto siamo arrivati. Abbiamo parlato dell'infinito, di questi numeri,